Ciao raga, bentornati nel canale. Oggi siamo con la crew, la gang, sul Montello, il bike park naturale più bello che ci sia secondo me qua vicino zona casa mia. Oggi ci divertiamo, facciamo qualche bella discesetta un po' aprendo e niente, proviamo la bici, facciamo un po' di ambientamento, ma sempre a blocco perché in discesa si va a blocco. 3 days later. Prima salita andata ovviamente a blocco. Vabbè, adesso no, sta già calando come la mia voglia di andare in bici. No dai, non è vero, stupendo, caldo soprattutto, sto grondando. Discesa, prima discesa di giornata. Abbiamo davanti un campioncino oggi. Che figata, Dio, sembra una pista. Si vede che Martino è local comunque. Discesa bella, bella, me la ricordo un pochino questa, poco, però un pochino sì, veramente figa. Guai, dove ti stavi schiantando a Pasqua? Boia, quanto mi sto gasando. Che fatica. Impressioni post prima discesa, impressioni a caldo, fantastico, il terreno è perfetto, questo qui è un parco giochi. Il Montello, per chi non c'è mai stato, è un monticello, no, non è un monticello, è un montello. È tipo un altopiano, un monte unico che ha un piattone sopra praticamente, resti sempre in quota e che viene giù da questo piattone, è tutto pieno di discese che si chiamano prese, mi pare. Fantastico, fantastico. Infatti ci avevano fatto anche un mondiale qua, mondiale marathon chiaramente, poi ci organizzano un XC che quest'anno sarà internazionale d'Italia e una gran fondo. Qua però mi hanno lasciato da solo, non hanno rispetto per lo youtuber. PS2, qua mi hanno detto che ci sono salti, quindi noi impariamo a fare i salti. No, questo è un po' troppo però, questo no, ci sta. Che figata! Salve, permesso? Boia, che ripidone! Ciao! Ciao! Che figata, questo l'avevo cannonato a Pasqua. Porco Diaz! Ah! Ma solo perché non sapevo dove bisognava andare. E qua so che c'è un passaggio che è infame. Che è... no, qua no. Guarda perché sto andando giù a vista. Finché hai il faro, la luce divina davanti a te è una cosa. Qua, vabbè, ci sta. Quando Martino prendeva via è un po' difficile andare giù a vista, parlando soprattutto. Aspetta, dove devo andare qua? Posso dire, cioè obiettivamente, non è perché me l'hanno data o altro, ma questa bici mi dà sensazioni che sono molto diverse rispetto alla Spark e mi sembrano migliori. Sento
la ruota davanti un po' particolare, la forcella parlo, non mi fa impazzire, devo dire la verità, ma tutto il resto è incredibile, ha una precisione di guida e una stabilità. Vi dico queste cose con totale trasparenza, non sono marchettate, non sono cose che mi hanno chiesto di dire, e se vi dico questo è perché veramente lo sento. Oh no vecchio, dovevi dirmelo questo, occhio Davide. Oh no vecchio, dovevi dirmelo questo. Boia, stavo andando dentro di brutto. Ecco, il primo jolly l'abbiamo rischiato. Qua salendo ho visto aprire gel, barrette, roba specifica. In periodo di ferie e vacanze è grave, vuol dire che le cose le stiamo facendo troppo seriamente. Sto soffrendo un po' il caldo, che per carità meglio così rispetto a -5, anche dovrebbero esserci in teoria, però buono buono, anche il terreno con queste temperature resta sempre perfetto. Non sto parlando tanto in discesa oggi raga, perché sono abbastanza impegnative da fare parlando di... Oh, ci ammatti fioi! Infatti l'avevo appena detto. Ah che cazzo, cioè in realtà è molto più facile di quello che ho fatto prima, però mi ha preso un po' alla sprovvista. È che la bici frena pochissimo adesso, sentite la pastiglia che si sta un po' bruciacchiando. E dai che mi ha fatto fare la terza volta sta salita. Sì, se vuoi. No, basta. No, dai, vogliamo fare acqua. Comunque raga, come ho detto prima, questi sentieri, queste strade le abbiamo percorse anche con la gran fondo del Montello, e per carità i sentieri restano quelli, sono sempre bellissimi anche perché c'è il tecnico, ma c'è anche il flow, ti puoi divertire senza rischiare l'osso del collo, quindi l'obiettivo quando vieni qui è sempre raggiunto, sia che vai piano, che vai forte, che sei bravo sulla tecnica, che non lo sei, ce n'è per tutti i gusti. E però vivere questi posti, ma in realtà tutti i posti così, è stupendo. Con gli amici divertirsi, fermarsi, fare la foto è il top. Quando li vivi in gara i posti sono bellissimi e te ne rendi conto, ma sei molto più concentrato e te li godi sicuramente meno. Mamma che stile ragazzi. Ti ho mica visto bene. Scusa Gianluca, non mi ricordo una cosa, oggi ti ho già mandato a fanculo. E raga, avete visto il mio magico jolly? Mi sono rischiato. È stato interessante perché eravamo sul dritto asciutto e tutto su un momento c'è stata una poccia di bagnato che mi ha fatto chiudere l'anteriore e ho fatto un bello stoppi nella strada che arrivava in fondo. Per fortuna non veniva su nessuno. Niente, purtroppo il percorso dell'XC io ci sono dentro, ma c'è scritto non transitare sul percorso di gara, lavori in corso. Mi rompe tanto. C'è una parte di me che inconsciamente, no non è vero, non è inconscia, mi direbbe vai e gira lo stesso, però siccome queste persone qui sono sempre molto gentili, ci mettono a disposizione un percorso che è utilizzabile tutto l'anno, per un periodo ci chiedono questo favore, mi sembra anche giusto ascoltarli, ecco. Ormai siamo arrivati alla fine anche oggi, il sole è basso dietro le piante, qui è tutto bellissimo. Non lo so perché ho preso così a cuore questo posto, veramente sono quei luoghi in cui ti senti a casa quando ci vai e ti mettono pace interiore. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto, se è così iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, seguitemi sui social e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao raga.